Il quadro generale è sovrapponibile come casistica a quello nazionale e regionale, ovvero i casi di contagio sono focolai familiari e qualche caso a scuola, ma la differenza in Polesine è il numero delle positività ancora davvero inferiore rispetto a tutte le altre province del Veneto e anche dalla nazione. Siamo ancora una mosca bianca e lavoriamo perché rimanga tale, ha detto il direttore generale dell'ULS 5 Polesana Antonio Compostella, che torna a parlare in diretta per fare il punto della situazione sul coronavirus nel nostro territorio. Sicuramente c'è dietro un importantissimo lavoro che sta facendo questa azienda. C'è poi una rete territoriale che continua a funzionare bene, tutti elementi che ci aiutano in questo risultato. Anche la curva in Polesine dei contagi riflette la situazione a livello regionale. Si sovrappone dal punto di vista del numero dei casi alla curva di marzo, ma ora abbiamo molte meno persone ricoverate e questo è un elemento importantissimo, un po' perché è coinvolta dal punto di vista dei contagi la fascia più giovane della popolazione, dall'altro anche il fatto che la nostra azione è sempre più tempestiva per rilevare gli asintomatici. Quindi il quadro generale del Polesine si conferma ancora una volta un quadro buono che ci permette di pensare al futuro con buona prospettiva. È fondamentale però mantenere questo quadro così, dice il direttore generale. È fondamentale rendersi conto che bisogna indossare la mascherina e tenere le distanze, bisogna essere responsabili. Nessuno vi dice di non fare vita sociale, ma nella massima sicurezza.